Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo su Pro Cycling Manager 2017 finalmente, finalmente nel senso, vediamo se può interessare la diventa un mito di Pro Cycling. Siamo qua, stiamo scendendo la squadra, noi siamo sempre scalatori ragazzi, livello difficile e vediamo un po' cosa. La tua classifica all'interno della squadra. Sono un po' indeciso. A sto punto potremmo andare alla Continental, qua, andiamo qua che siamo quotati bene, abbiamo corsa a tappe, ci siamo solo noi praticamente, ma sì, proviamola, rischiamola, andiamo ad Amico, Utensil Nord, vai. Vai, vediamo cosa combiniamo, cerchiamo di capire anche, se non abbiamo conosciuto obiettivi stagionali, ok, allora, gli obiettivi, Giro dell'Appennino, Giro della Valle d'Aosta e Milano-Torino. Qua non è che abbia tanta altra possibilità. Ma Giro dell'Appennino... Questa roba, Ciclide, Coppa... Vabbè, insomma. Giro dell'Appennino, vabbè, facciamo così per il momento, cerchiamo che se no devo un attimo capire come funziona. Progressione, chiaramente acceleramento, corse a tappe, ce le andiamo così. La forma, ancora non posso fare niente. Cosa sta Ciclide Cup? Aspetta un attimo, programma. Eccoci ragazzi, qua ragazzi, cominciano queste prime gare che sono gare di allenamento per cominciare. Ok, ok. La presentazione mi piace. Hai carta bianca in questa gara, fai del tuo meglio. Non mi serve. Ok, eccomi qua. Marchetto. Marchetto c'è. Tanto se possiamo andare magari gentilmente davanti preferisco, sono più tranquillo. Quindi saranno gare di allenamento probabilmente. Attack! Ok. It's a good moment to show the team colors. Vediamo cosa riusciamo a fare. Sono 86 km, quindi siamo tranquilli, insomma i nostri parametri sono veramente scandalosi, lo sappiamo, all'inizio è così, però pian pianino. Questo è proprio è un percorso, sembra, sì. Sarà dura per noi, però vediamo cosa riusciamo a fare. Ci saranno altri scandali, spero. Vabbè, ci rivecchiamo tra un pochino. Ok ragazzi, mancano 16 km. Adesso vediamo cosa riusciamo a combinare. Faccio già fatica però, mamma mia. Se facciamo fatica. 15 kilometers to the finish line. Facciamo molta fatica. Stanno tirando tanto quelli davanti. The pack's deficit is being cut back. The Noi pack facciamo is coppe di increasing its work rate. pre-stagione, Some forse per teams can't capire be un happy po' with the breakaway. com'è sto Kuma, io non lo so. Se voglio rimanere col gruppo devo tirare un po' però. Se devo rimanere The riders vicino. are entering the last 10 kilometers of the stage. Dai comandino, dai. Sarà veramente dura per il talentissimo che ha vinto tutto su Pro Cycling 15. Sette chilometri, vediamo, siamo nell'ultima parte del percorso. Non sto al ritmo, devo un po' capire anche le dinamiche, Fiori, perché usiamo il 5 gel. kilometers to the finish line. Beh, comandino, circa mancano 4 km e adesso Oh vediamo. my, the guys up front aren't going to be making too many friends today. Non ce la posso fare ragazzi, mamma mia che scarso che è.
There goes the sprint. The strongmen are Vediamo fin giving dove it a arriviamo. roll. Prima gara molto in sordina. He managed the sprint like a master of his craft. He was certainly the fastest today. Ok. Vediamo dove arriva il Cume. Per i primi 20 neanche, non credo. Siamo arrivati 33esimi, va bene, dai, va bene. Diciamo che devo un And po' here are a few of the ambientarmi. key moments. Sono coppe, diciamo, che fanno secondo me per... Ah no, 27esimo sono arrivato, va bene, dai, meglio di niente. Mi hanno dato anche dei punti, direi che va bene così. Ok, buono. Andiamo avanti. Ma ce le fanno fare tutti. Sì, facciamo le due coppe, le 3 coppe iniziali. E poi cominciamo le cose serie dalla prossima. Ok. Cazzo vuoi? Aspetta. Che palle. Ok, ok. Andiamo per la gara. Vai in fuga, inizio gara e tieni duro per il numero di tempo possibile. Ci provo. He's making a break for it. Will it prove to be too early? Vediamo se riesco. Veneziano ci prova ad andare in salita. Several riders are attempting to break away. Vediamo se riusciamo ad andare in fuga. La vedo un po' duretta, però io ci provo. 90 km in fuga devo fare praticamente. Oh, vediamo se ci riesco. Vediamo se è fattibile. Andiamo a prenderci i primi, il gruppo 1. Riesco a prenderli. Ok, perfetto. Ok, siamo qua, ottimo. Molto bene, stiamo un po' più... Abbiamo 2 minuti e 57, adesso dovremo tenere, vediamo se riusciamo a tenere la fuga, come mi hanno chiesto qua i rincoglioniti, il mio allenatore. Andiamo un po' veloci. Stiamo attenti che non ci scappano via. Dai, dai. Adesso comincia anche a piovere. Riusciamo a mettere la... Ecco, forse così è meglio. Ok. Lottatore 1. Ho preso anche un achievement, bene. L'obiettivo fuga è 25%. Oh, che figata, questa cosa mi piace. Io non tiro però, cazzi vostri. Tiro solo se vedo che siamo in difficoltà. Merda. Come non perdere, non perdere. Porca puttana, non perdere. Marchietto, non mi perdere. Ecco, perfetto, siamo tornati. Sarà durissimo però tenere The pack's deficit is being cut back. A couple of teams tenere have per set 90 themselves up km as sarà pacemakers for molto the dura. pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. La prima salita si fa sentire. Dai, vecchio, su. Ok, dobbiamo riprenderli in discesa. Dobbiamo riprenderli in discesa. Ok. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the Sono riders caduti in would tanti, seem to be cazzo. okay to carry on. Che miseria. Sono caduti in tanti dietro. Ok, noi siamo di nuovo qua tutti insieme. Abbandono di maestri. No, ma quanti stanno cadendo, ragazzi? Ecco, la pioggia è dura. Con la pioggia è dura.
Dobbiamo stare nel gruppo 1 assolutamente, ragazzi. Questo è proprio un bel test per vedere le abilità di Veneziano, per capire se può essere un degno I see a rider with a flat tire. foratura per It's Linares. happened at a very bad time. Come deve tenere assolutamente i 90 km dobbiamo fare, cazzo. Prendo anche l'acqua perché sono senza acqua. Vai. Ok. Bravo Veneziano che mi sta con il gruppetto 1 della... No, siamo ancora al gruppo 2 in realtà, perché abbiamo Raidens e Tassé. Bravo, come spingi, questa è una salita dura, questa è una salitona dura. Bravo Venezianone, bravo il nostro Venezianone che spinge. Dopo non è andata bene, mi hanno preso che mancava il 75% della fuga. È andata male, ragazzi. Siamo nel gruppo A10. Siamo Several riders are on the ground, but it doesn't look too serious. Sarà dura come sempre, Oh all'inizio è my, that's molto a dura. spectacular fall. A great win in the sprint of the strongman. Siamo arrivati molto indietro. Molto dietro, ma va bene, insomma, non è un problema, all'inizio si sa che è così, insomma, diciamo che sta fuga che mi hanno chiesto di fare subito, cioè non l'avrei fatta, però non me l'hanno chiesta, sono stato al 5% purtroppo, non ce l'ho fatta a fare il 100%. Fa culo. Fatto mi sembra circa 70 km su 90 in fuga. Ok, finisce anche la seconda gara. Oh, qualcuno deve ancora arrivare, incredibile. Mamma mia, c'è gente veramente mi è presa male. Now for the race highlights. Ok. Male Venezianone. Però dai, fra un po' mi alzo di livello, perfetto. Molto bene. Adesso facciamo l'ultima gara di queste gare, diciamo, amichevoli per cominciare. Ok, siamo a livello 8 e stiamo già salendo, perfetto. Terza gara. Corsa 3D, questa è bella di oggi. Ok, finisce nei primi 50, che è la cosa che preferisco. Quindi ragazzi, che rimanere nel gruppo è durissima, siamo in A1 adesso, purtroppo siamo in A1. Vediamo se riesco in qualche modo a riprendermi il gruppo, ma la vedo molto difficile. Siamo un po' veloci. Ok, siamo qua ragazzi, siamo qua, siamo in A1. Siamo tra i primi 50 e questo è quello che conta. Però lei è dura ragazzi, lei è molto dura. Dai comandone, tiriamo e riprendiamoci i primi. Anche se dopo c'è una salita veramente tosta. E faremo molta fatica. A sto punto prova a fare un colpo gobbo, il Cume prova il colpo gobbo. Attenzione Veneziano, prova il colpo gobbo. Io ci provo tanto, cazzo me ne frega. Prova a portarmene dietro qualcuno per arrivare il più vicino possibile. Ma è durissima ragazzi. Sto morendo, mancano 7 km, sto veramente morendo. Me li sto portando dietro questi. Devo un attimo riposarmi. Vai come cerca di recuperare, se poi hai fatto una bella roba, però adesso sono soddisfatto. Come se ne sta andando, la cosa è abbastanza ufficiale. Dai come dire, dai. L'ultimo sforzo. L'ultimo sforzino. Dai Venezianone. A sto punto stiamo in tirata, tanto non devo vincere, non è quello l'obiettivo. Cerca di tenere il più lontano possibile il gruppo A1, che siamo a 51 secondi. Vai Cume, vai.
Mi piace, mi sta piacendo sto Kuma. Sta tenendo il più possibile anche se manca ancora tanto, perché sono altri 3 km 8 in salita. Eccolo qua, sta morendo infatti. Dai, però siamo vicini e adesso mi prendono tu, non ci credo. Che sfiga, oh. Potevo arrivare in top 10. Forse ce la faccio lo stesso. Sì, nono, grandissimo. Questo è un gran risultato. Buono, ottimo nono posto. Ci voleva, dai, ci voleva. Anzi, devo prendere anch'io un po' le misure del gioco, quindi mi ci vorrà un pochettino, però dai, non è male. And here are the race highlights that we've selected for you. Non è male in top 10. Ok. Perfetto. Io prendo altri punticini. Eccezionale. Vabbè, sono molto molto soddisfatti, sono perfetto. Adesso vediamo un attimo allenamento. Allora abbiamo la Coppa degli Etruschi, abbiamo, e questa sarà importante fare comunque qualcosa di positivo. Coppa degli Etruschi, risultati, obiettivi non ce li ho. Dati ciclista, carriera, va bene. Ok, ce l'ho il 5 del 2. Allora, allenamento, il 5 del 2 qua, quindi. Ma posso partecipare o no a sta coppa? Vabbè, intanto andiamo con questo allenamento. Va buon raga, sotto come dovremmo iniziare, devo ancora un po' imparare il tutto. Solite stasera, ve la porto. Ciao!